Una legge che io avevo presentato, depositato nel 2010 con il nuovo Consiglio regionale. È stata insabbiata dalla maggioranza con varie scuse. In realtà era una legge validissima per il lavoro, come è stato dimostrato dai fatti, perché per esempio prevedeva un premio alle imprese che trasformino il lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, cioè quello che sta facendo oggi il governo Renzi. Quindi il Veneto ha perso una grande occasione di essere una regione all'avanguardia. Così come se c'erano delle previsioni per i precari della scuola, anche qui sappiamo che dal 2015 saranno assunti i vincitori di concorso, i 149.000 precari della scuola vincitori di concorso finalmente, e anche qui era previsto una norma regionale che andasse incontro a queste esigenze. Quindi è un'occasione persa per il Veneto. Rimangono tuttavia delle proposte nel disegno di legge tuttora valide, per esempio il microcredito fino a 30.000 euro per ricercatori o giovani laureati che abbiano delle idee, quindi un microcredito della regione che permetta loro di in qualche modo mettere a frutto queste loro capacità. E per esempio un ammortizzatore sociale per i piccoli commercianti e i piccoli artigiani, a queste figure a cui nessuno pensa mai, che possono chiudere il negozio, che possono chiudere il laboratorio, che possono trovarsi in difficoltà perché vicino hanno un centro commerciale e nessuno pensa che abbiano bisogno di un aiuto nella fase di transizione, per esempio anche con dei corsi di formazione o con delle riconversioni. E quindi ci sono delle idee che io metto a disposizione anche a fine legislatura, anche della maggioranza, anche della giunta regionale, e mi auguro che queste idee vi siano anche presi da chi sarà candidato presidente della giunta della regione del Veneto per il centro-sinistra.